in alcune località. Neve non solo in Emilia, ma anche, pensate, in Sardegna, la mappa delle nevicate. Montegrappa, provincia di Treviso. Bosco Chiesa Nuova, stavolta in provincia di Verona. Ecco le bufere di neve che nelle ultime 24 ore hanno investito i rilievi del Veneto. Nevicate intense sulla penisola, accumuli record segnalati sull'Appennino emiliano. Ecco come si presenta la zona del Frignano nel Modenese. Panorami di pieno inverno, sommersa la frazione di Pian della Gotti. Ben 83 centimetri misurati a Passo del Lupo nella zona del Monte Cimone. 30.000 persone rimaste senza luce in Emilia, altre 3.500 in Toscana. Guardate quanta neve e la forza del vento proprio in Toscana, sull'Abetone nel Pistoiese. Tempeste di neve che in questa giornata puntano verso il centro-sud. Queste immagini arrivano da Rocca di Cambio, in Abruzzo. Ecco Prati di Tivo, oggi a metà giornata. Allerta rossa per neve su alcune zone del Teramano, del Pescarese e del Chietino. Per questo scuole chiuse domani a Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo. Qui invece siamo a Campitello Matese, in Molise. Tutto bianco. Così appare oggi Capracotta, nella zona di Isernia. Neve che continua a cadere sulla Sardegna. Qui ci troviamo a Fonni, nel Nuorese. Sulla Barbagia, fiocchi bianchi a larghe falde. Ma non c'è soltanto la neve a preoccupare gli italiani. Come vedete da queste immagini piove ovunque nella zona adriatica. C'è stata anche una forte mareggiata. Tra un po' dovremo vedere le immagini nella zona di Rimini, dove il vento addirittura ha ingrossato il mare a forza 8, forti precipitazioni anche in tutta la Puglia, e poi un nuovo fenomeno, quello dei temporali di neve. Guardate. Li chiamano temporali di neve ed è l'ultimo strano fenomeno di un clima che ormai sta cambiando sotto i nostri occhi. Tuoni come durante un temporale e contemporaneamente fiocchi come una bufera di neve. Sull'Emilia, come spiegano gli esperti di Meteo.it, si sono verificate delle condizioni meteorologiche davvero insolite e il risultato è questo. Tempeste di neve causate dallo scontro di venti freddi. Sull'Appennino settentrionale la Bora da nord-est ha deviato la sua direzione dopo aver raggiunto le montagne, trasformandosi in un vento freddo da nord-ovest. L'aria in arrivo dall'Adriatico ha fatto il resto. Lo scontro tra i due venti ha dato vita ai fenomeni intensi di queste ore, con neve scesa abbondante anche in pianura. Abbiamo visto bufere violente anche a quote più alte. Questa è la tempesta di qualche ora fa sul Monte Grappa. E qui siamo a Lessinia, nel Veronese. Immagini impressionanti di un inverno che ha deciso di arrivare in anticipo. E purtroppo l'inverno sta per arrivare in anticipo anche nelle zone terremotate. Da Arquata, Alessandra Borgia, buonasera.